I rapporti tra Cina e Unione Europea non sono facili, spesso caratterizzati dalla lamentela delle aziende europee rispetto alla mancanza di una corretta competitività da parte delle aziende cinesi, su tanti settori, dal calzaturiero al tessile. Ebbene, la Cina in questo momento si sta sforzando di intraprendere un dialogo improntato proprio sulla correttezza. Ce ne parla Etienne Reuter del China Desk della Commissione Europea. Sentiamo. China has reached world power status and is much more assertive now than it was 10 years ago. La Cina ha raggiunto lo status di potere mondiale, ci sono adesso molte possibilità che sia molto più semplice parlare con la Cina rispetto a quanto lo era 10 anni fa. La Cina ha più responsabilità e quando guardi agli investimenti cinesi in Africa vedi che gli operai cinesi vengono rapiti, uccisi, insomma la Cina fronteggia gli stessi problemi che noi abbiamo in Africa. E poi con il Myanmar, l'Iran, la Cina è comprensiva e capisce che noi siamo preoccupati circa l'Iran possa diventare un potere nucleare. La Cina ha aiutato molto l'Unione Europea anche nel colloquio con la Corea del Nord e il fatto che la Corea del Nord potesse sviluppare anch'essa un potere nucleare. Ci sono stati giorni in cui Zhou Enlai affermava i principi di coesistenza pacifica che significavano no alle interferenze tra gli stati. Questi giorni sono finiti. Adesso invece c'è la realizzazione da entrambe le parti che l'immagine deve cambiare. L'Europa deve avere un'immagine migliore in Cina e viceversa. Questo perché per la Cina è difficile capire 27 nazioni in un'unione che spesso peraltro non sembrano molto unite. È difficile capire come si costruisca il Parlamento europeo e qual è l'opinione pubblica. Chi ascoltare, per esempio il Presidente di turno adesso è Sarkozy, ma alla fine a gennaio chi parlerà per tutti sarà la Repubblica Ceca e quindi per loro è molto confuso questo. Il nostro dovere è spiegare come l'Europa opera e questo non solo alla Cina ma anche al pubblico in Cina, perché adesso in Cina l'opinione pubblica conta molto di più di prima. Ci sono proteste, i cinesi parlano su internet, boicottano i negozi, sono attivi politicamente, reagiscono molto più che in passato. Noi dobbiamo spiegare questi cambiamenti e cercare di capire il loro. They do things, they react politically much more than we were used to. So China is changing, Europe is changing, and we have to explain these changes to each other. Evidentemente si è dato molto spazio anche al tema dell'energia, vista la fluttuazione dei prezzi del petrolio. Qui in Cina molti gli studi rispetto alle energie rinnovabili, che coinvolgono anche il nostro paese, come sentirete. Ne abbiamo parlato con Xies Qiang, chairman della Peking University Environmental Fund, e poi sentirete anche altri commenti. I consider renewable energy, and this is the best Considero le energie rinnovabili come il miglior strumento per il futuro della sicurezza energetica. Le ragioni sono tante, c'è il cambiamento climatico, c'è la crisi economica che si sta sviluppando, questo è il tempo migliore per sviluppare un nuovo business. L'energia pulita e rinnovabile. However, you asked me the question about the oil prices going up. Lei mi ha chiesto anche il commento circa i prezzi del petrolio. Con lo sviluppo della crisi economica i prezzi del petrolio sono andati giù. Certo non credo questo sia il migliore incentivo per lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma è importante in questo periodo, in questo tempo, anche se la situazione economica non è delle migliori, svilupparle queste nuove energie, per creare anche nuovi posti di lavoro, un nuovo sviluppo economico. Il XXI secolo dovrebbe essere quello delle energie rinnovabili. I think this is 21st century should be the renewable energy century. C'è molto potenziale per costituire un nuovo business in Cina. La Cina è il più grande recipiente al mondo in questo settore. Prima era la Germania, adesso la Cina. Lo mostra l'ingente numero di wind farms, di fattorie biologiche e dei progetti di sviluppo di energie rinnovabili adesso presenti. E questo era lo speciale dedicato all'Ambrosetti Forum Intelligence on China and Europe Economies. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con gli altri programmi di classe CNBC.